Siamo a Renasso, nella patria di Ferruccio Lamborghini. Ha incominciato come macelleria, ha lavorato con le carni e poi ha fatto il meccanico e poi ha corso in macchina. Poi dopo piano piano è partito con un trattore, poi due a pezzi, un pezzo da una parte e un pezzo da un'altra, che erano chiamate le cariocche. Non trattori, cariocche, dopo si chiamavano i 100 pezzi di Lamborghini, con dei pezzi militari da una parte o da un'altra, poi dopo piano piano si è messo insieme e ha incominciato a ingrandirsi ed è arrivato a Lamborghini, quello che dopo ha sfondato un po' dappertutto. Quando andava qualche persona a chiedere del lavoro, che diceva sono in difficoltà, lui lo prendeva a lavorare anche se non aveva magari bisogno di un personale subito. Lo chiamavano il comandatore, però non era che si desse delle arie da vero e proprio comandatore, ecco, perché lui salutava, passava e diceva addio biondo. Tutta la mia vita di lavoratore l'ho passata a Lamborghini. Allora il trattore cominciava dal primo pezzo, dal cambio così, e poi quando era tutto assemblata la parte meccanica passava dentro la cabina di verniciatura. Quando usciva dalla cabina di verniciatura veniva montata la carrozzeria, l'impianto elettrico e andava fuori in fondo alla linea che andava in moto. Ha cominciato con i trattori, l'olio dinamica fu uno, i bruciatori addosso perché lì erano e le auto.